Nuova puntata di Voci dal mondo, questa volta dalla scuola. Buongiorno intanto a tutti gli ascoltatori. Oggi vi proponiamo un intervento di Alice Raddi relativo alla scuola e ai problemi legati agli esami di maturità. Le scuole sono chiuse, ma non è interrotta l'attività didattica. Anche in Cadore i problemi legati a questa chiusura sono molti, anche se le lezioni sono fatte a mezzo computer o tablet. Particolarmente penalizzati gli studenti che al termine di questo anno di scuola devono fare gli esami di maturità, gli esami di Stato. Per questi esami fondamentali per i giovani c'è la più grande incertezza e confusione. Sul tappeto ci sono molte proposte, ma non ci sono quelle certezze che hanno bisogno gli studenti per affrontare in tranquillità la preparazione di questo loro fondamentale appuntamento. Alice Raddi, quinta classe del liceo classico di San Vito di Cadore, è una di queste e di questi, e da lei vogliamo conoscere quali sono i problemi che sta riscontrando. Intanto buona giornata Alice. Qual è l'atmosfera nella quale vi state muovendo? Allora, buongiorno a tutti. Diciamo che inizialmente, quando appunto è scoppiata l'emergenza Covid-19, la situazione era molto incerta e quindi anche i nostri professori non sapevano come muoversi, e anche se inizialmente hanno subito provato a trovare delle soluzioni per rimanere in collegamento con noi tramite WhatsApp, Skype, eccetera. Ultimamente però si è stabilizzata la situazione, infatti è stato creato un orario apposito per le videochiamate ed ogni professore utilizza quindi applicazioni come Skype o Zoom per rimanere in collegamento con noi studenti. A che punto è il programma di preparazione per l'esame? Beh, allora il programma per l'esame è a un buon punto. Noi siamo arrivati al punto in cui dovevamo arrivare a scuola in tutte le materie, quindi siamo giusti, diciamo, nel programma, anche se il programma viene comunque alleggerito per appunto questa situazione di emergenza. Però per il resto comunque i nostri professori sono a buon punto con il programma e quindi su quel piano non ci sarebbero tanti problemi. Avete notizia di come si svolgeranno? Solo orale o anche scritto e quando? Beh, allora, il Ministro dell'Istruzione non ha ancora dato delle notizie certe. Le prove, prima che accadesse questa emergenza, dovevano svolgersi la prima prova il 17 di giugno e la seconda il 18, quindi il tema e la prova mista nella mia scuola, per esempio, greco e latino, però per ora non sappiamo ancora se si svolgeranno queste prove scritte e l'ipotesi è quella di un orale via Skype per tutte le scuole. Ma quale sarebbe la soluzione migliore per voi? La soluzione migliore sarebbe quella di riuscire a fare l'esame come è sempre stato organizzato, però non so se sarà possibile questo. Al massimo accetteremo questo orale e cercheremo comunque di fare al meglio quello che viene. Sarebbe preferibile un presidente di commissione interno o esterno? Beh, su questo il ministro ha già spiegato che i professori saranno tutti interni, i commissari saranno tutti interni, quindi avremo all'orale i professori che comunque ci hanno accompagnato in tutti questi anni e ci sarebbe soltanto esterno il presidente della commissione che coordina un po' in generale l'esame. Nel caso di solo esame orale, come lo vorreste? Beh, sicuramente un esame orale in cui comunque i professori cercano di venirci incontro, anche perché sì, ci sono le video lezioni e ci inviano molti materiali via email o video, audio, eccetera, però comunque non poter avere un contatto diretto con i professori e poter avere dei dialoghi più approfonditi è penalizzante nei nostri confronti. Quindi un esame orale in cui si parte da un argomento e si cerca di collegare con più materie possibili. E, sì. Per quanto riguarda le valutazioni finali, cosa ne pensate? Come dovrebbero essere fatte? Secondo me i nostri professori già stanno cercando di inviarci dei documenti di verifica in cui possono comunque accumulare dei voti, però comunque deve essere presa come valutazione finale il percorso di ogni studente, quindi la partecipazione durante le lezioni o comunque
la risposta che lo studente dà nei confronti dei professori che cercano comunque di fare scuola in questo modo, e comunque il fatto che potrebbe esserci soltanto un esame orale, secondo me potrebbe penalizzare molte persone, perché l'esame orale prenderebbe un punteggio molto più alto rispetto alle 3 prove che sarebbero organizzate normalmente. Perciò voi ritornereste a scuola in caso di prove scritte? Questo cioè sarebbe necessario, quindi se decidono di farci fare delle prove scritte, noi dobbiamo per forza presentarci a scuola e svolgere le prove scritte all'interno dell'istituto. L'unica cosa che si può svolgere via Skype o comunque via computer è l'esame orale. Ma come pensate in questa situazione di essere favoriti o penalizzati voi maturandi? Secondo me, in generale, tutti sono penalizzati. Ci sono molte persone che dicono che noi avremo un esame molto più semplice e che quindi siamo fortunati. In realtà, secondo me, non è così, perché io avrei preferito sinceramente fare il mio esame normalmente, andando a scuola, come hanno fatto tutti. Quindi, secondo me, questa situazione penalizza tutti, non solo noi che dobbiamo fare l'esame di maturità, ma in generale tutto l'istituto scolastico e l'ambiente scolastico. Ma adesso l'ultima domanda, qual è il rapporto con i docenti oggi? Il rapporto è molto buono perché i professori si stanno veramente impegnando per far sì che soprattutto noi che dobbiamo sostenere un esame possiamo arrivare a questo esame in modo preparato. Infatti ci chiamano anche, quindi cerchiamo di parlare un po' di come ci sentiamo, della situazione, facciamo lezione e quindi è un po' come essere in classe, quindi loro ci vengono molto incontro e niente, sperano che comunque la situazione si risolvi un po' e che riusciamo a fare questo esame in modo completo. Allora non resta che augurare a Alice e a tutti i suoi colleghi un felice esame, una valutazione alta, il più possibile. Chissà che ci sia anche qualche 100 lo stesso, anche oralmente oppure con questo tipo di discorso. Grazie Alice e buona giornata.